Una storia scandita da ritardi e intoppi è quella del piano regolatore generale di Agrigento, del quale a distanza di anni non è stata messa ancora la parola fine. Luglio 95 il Consiglio Comunale di Agrigento approva le direttive al PRG. Nel novembre successivo la Giunta Sodana approva il bando di gara per l'affidamento dell'incarico. Viene istituita una commissione di cui fa parte tra gli altri Vittorio Sgarbi. E proprio nella sua casa di Roma, in una cornice quasi surreale tra statue, arazzi, dipinti e mobili di valore, nel luglio 97 si consuma l'ultimo passaggio per l'affidamento dell'incarico. A vincere la gara d'appalto è la società modenese della Politecnica Italiana di Ingegneria di Giuseppe Mbesi, titolare della cattedra di urbanistica all'Università La Sapienza di Roma. Nel pool tanti professionisti di spicco, tra cui Vincenzo Cotecchia, Massimo Pica, Salvatore Dato, Gabriele Giacobazzi, Alfonso Reamerico. Agrigento da conservare alla filosofia che guida la loro attività. Nel 2003 i progettisti consegnano ufficialmente alla città il piano e nel maggio 2004 il Consiglio Comunale approva lo strumento urbanistico stravolto rispetto all'originario progetto, ma tra prese d'atto da parte della Regione e altri passaggi amministrativi ancora l'iter ufficialmente non è concluso. Sulla vicenda oggi interviene il consigliere dell'MPA Piero Marchetta, che ricorda come a 2 anni dall'approvazione da parte della Regione manchi ancora la delibera di presa d'atto, un fatto sottolinea che provoca da un lato sfiducia nei cittadini che, chiamati a versare l'ICI sulle aree divenute virtualmente edificabili, non riescono ad avere permesso a costruire sino a quando non vi siano pronti piani di lottizzazione, e dall'altro rassegnazione delle imprese che non riescono a programmare i loro investimenti e si vedono passare le diverse misure previste nei piani europei senza poter far nulla. È mai possibile, si chiede Marchetta, che da 2 anni non sia riuscita ad inserire le osservazioni e prescrizioni così come approvate dalla Regione Sicilia sul piano? Marchetta pertanto fa appello al sindaco Marco Zambuto perché richiami alle proprie responsabilità tutti i soggetti interessati all'iter amministrativo. Non è più accettabile, conclude, questa situazione, che peraltro fa a pugni con gli sforzi che si sono pubblicizzati recentemente, come l'adozione del nuovo sistema informatico di consultazione online del PRG.